Amici bellini, volete vedere che ci siamo? Perché questo nome che è uscito viene rimbalzato un pochino da Sky e anche da Fabrizio Romano. Fabrizio Romano, quando parla di solito le cose, here we go, succedono. Quindi andiamo a capire, ancora mattina, andiamo a capire chi è questo Nathan. Cominciamo. Allora, nel dare il benvenuto dall'altra parte, nel dare il benvenuto a Devins79, iscrivetevi al canale perché io mi sveglio presto al mattino e voi di conseguenza vi iscrivete al canale e lasciate i we like. Lasciate subito i we like. Devo ringraziare Michele, un iscritto che si è comprato la prima maglia, la New Mexico, la trovate sotto nei commenti, www.fluido.net. La qualità è veramente di alto livello, lo so, però andiamo a vedere subito chi è questo ragazzo, ragazzi, perché probabilmente ci siamo. Ve l'avevo detto che eravamo lì per e mi sono messo, vedi, gli amici bellini mi fanno sapere. Attenzione, allora, questo è il suo Instagram, c'è stato un lavoro congiunto tra me e gli amici abbonati che subito si sono attivati per capire questo chi è, e si dice subito la sorella e la gente già seguono il Napoli. Infatti io ho fatto questo controllino, Brio Pro, se riesco, ecco, questa dovrebbe essere l'agenzia che insomma gli cura le cose. Tra i pochi seguiti, 143 seguiti, non sono molti. C'è il Napoli, ovviamente compare per primo perché lo seguo anche io. Poi come altre squadre, sai, di solito seguono molte squadre, non sono molte le squadre che segue questa agenzia di calciatori. Avevo visto ci sono ovviamente squadre brasiliane, come logico che sia, c'è il Mallorca, c'era mi pare l'Everton, il Porto, seguono ovviamente la Premier League perché devono seguire la Premier League, ovviamente nei loro sogni c'è sempre la Premier League, però non moltissime altre squadre, e quindi il fatto che ci sia il Napoli potrebbe essere un indizio a tutti gli effetti. E ovviamente il Flamengo perché è da lì che viene tutta la Red Bull, la situazione con l'Everton, Adidas, Nike, ovviamente le cose così. Segue il Barcellona, non c'è dubbio, ma non segue per esempio la Roma, non trovo la Roma. E perché vi dico la Roma adesso vi faccio sapere. Segue il Club Napoli Philly, Club Napoli di Philadelphia, segue Bomber Mata che è un amico mio, vedi? Segue i Silvertus Cactus che è una band con la quale io no, dobbiamo approfondire questa cosa qua. Se è impazzito, se non è impazzito Instagram questa cosa, io ci faccio l'intervista con questi perché abbiamo amici in comune. Seguiamo che questo segue indietro. Allora, di che si tratta, ragazzi? Di che si tratta? Nathan, campionato brasileiro di Serie A. Okay. Qua che mi sono segnato perché il ragazzo ha cominciato il campionato brasiliano, non è in pausa, il campionato brasiliano è in corso, loro cominciano il 16 aprile del 2023 e il campionato finisce il 3 aprile, quindi questo cosa vuol dire? Che è attualmente in buona forma, questa è la cosa positiva, che non ha bisogno, non è in ritardo di preparazione, non è che stava in vacanza e adesso deve venire in ritiro in fretta e furia e mettersi al passo con i compagni, potrebbe già essere in ottima forma perché è già in forma campionato. Nel campionato brasiliano hanno giocato circa 17 partite finora e il ragazzo ha giocato ieri. Andiamo a vedere. Questa poi è la cosa non proprio positiva perché ha giocato ieri sì, ma si è infortunato all'80esimo ed è stato sostituito all'82esimo, quindi è un profilo sicuro per il Napoli. Ce lo pigliamo già infortunato e lo mettiamo subito a fare terapia. Non lo so che tipo di infortunio è, che abbiate pazienza, ci informeremo, me lo direte voi nei commenti, perché noi ci siamo svegliati con l'infortunio di Anghissà e quindi col naso che fuma e la paura dietro l'angolo, però io ho continuato a dire o difensore, arrosto un difensore, poi pensiamo anche ai centrocampisti, ma il difensore, ed evidentemente mentre si parlava di Murillo, sempre brasiliano, evidentemente esce la notizia di qualcosa di brasiliano e vanno a naso, oppure De Laurentiis lo fa apposta, fa uscire una cosa, appena esce la notizia cambia obiettivo e va su un altro di cui nessuno aveva parlato. Secondo me lo fa di proposito proprio, e quindi vediamo che ha giocato ieri e che è uscito per infortunio, speriamo ovviamente niente di grave. Ora
Ora su Wikipedia io leggo: nato come terzino destro, è stato spostato al centro della difesa nelle giovanili del Flamengo. Non ci credo tanto. Ovviamente su Wikipedia tu puoi scrivere qualsiasi cosa, se nessuno ti viene a correggere resta lì. Non credo sia nato terzino destro perché è tutto mancino. Ho guardato una serie di un video, insomma, di skills di queste cose qua. È uno sventagliatore mancino. Il massimo, la cosa che vedi di più in questo video è lui che prende il pallone e fa la sventagliata dalla sua posizione, diciamo, di centrale di sinistra, avanza un pochino indisturbato, perché stiamo parlando del campionato brasiliano dove non è che ti fanno il pressing, ti aspettano e poi ripartono veloci in contropiede. Indisturbato, c'ha una bellissima sventagliata mancina, diciamo da lui ad arrivare a Politano, per capirci, e questa è la sua caratteristica principale. Poi un po' di colpi di testa, qualche gol di testa, qualche azione di anticipo. È un ragazzo molto giovane, ci sono poche immagini anche da vedere. Però, quindi questo terzino destro non credo. È stato utilizzato da terzino sinistro in poche occasioni, è fondamentalmente un centrale difensivo. Andiamo a vedere questa cosa. Questo viene da un approfondimento che era, credo, sul sito di Di Marzio, che risale all'anno scorso, perché era uscito un interessamento della Roma. La storia fin da piccolo, fin dagli inizi, a respirare ambienti storici. La sua prima maglia è quella del Ponte Preta, e infatti qualcuno diceva ci vuole una pietra per sostituire Kim, e lui dal Ponte Preta viene. La squadra paulista fu la prima in Brasile a permettere ai calciatori di colore di scendere in campo dopo l'abolizione della schiavitù del paese. Parte da lì la storia calcistica di Nathan Sousa, per poi passare a un'altra maglia prestigiosa come quella del Flamengo. L'amichevole con Zirkzee è il campionato vinto con Gabigol. Con i rossoneri fa tutta la trafila delle giovanili, affermandosi come un potenziale crack partita dopo partita. Il club di Rio de Janeiro vince campionati Under 19 e Under 20 negli anni delle giovanili, e anche il primo approccio con il calcio europeo. Infatti il Flamengo e il Bayern organizzano una partita per i ragazzi. Da una parte Nathan, dall'altra Joshua Zirkzee, al tempo uno dei migliori prospetti dei bavaresi, ora cercato dal Bologna, ci finirà al Bologna. In questo periodo conquista anche la prima convocazione con l'Under 20 brasiliana, insieme ai vari Brazao dell'Inter e Tete del Lione. Tete, se parla Lione, ragazzi, e quindi tutto ritorno. Ora però stavo sentendo di alcune perplessità, perché c'è una cosa, un rumor che si rincorreva su questo ragazzo, su alcuni problemi cardiaci. Leggiamo bene: vinto il campionato si trasferisce al Red Bull Bragantino, trovando ancora più continuità, acquisisce la mentalità del modello Red Bull, che non è poco, ragazzi, diventa anche un difensore più moderno rispetto al marcatore classico dei tempi del Flamengo, si rivela tecnico, veloce, con piedi educati e un grande spirito di sacrificio. La squadra è l'ambiente perfetto dove crescere, ma sul più bello nel marzo scorso arriva la batosta: per un problema al cuore deve stare lontano dal campo per 60 giorni, anche se poi si rivela solamente un errore nelle rilevazioni, dato che 9 giorni dopo torna subito in campo, giocando anche una splendida partita come il finale di stagione. Quindi questa cosa qua, se ci possiamo fidare delle fonti, è stata debancata, quindi non dovrebbe essere un problema. Andiamo nello specifico delle caratteristiche. Nathan Bernardo de Sousa, nato nel febbraio del 2001, 22 anni, quindi 1,88 m, brasiliano, difesa, difensore centrale, piede sinistro, l'abbiamo detto, procuratore brio, e lo abbiamo visto, in rosa dal 2022, scadenza 31 dicembre del 2025, perché ovviamente vi ho spiegato che il campionato brasiliano ha un altro tipo di struttura. Il valore attuale secondo Transfermarkt è di 5 milioni e mezzo, quindi assolutamente fattibile per il Napoli. Non parliamo dei 30, dei 40, dei 45, di quelli che volevano per Danzo, Kilman, Lenormand, eccetera eccetera. Questo qui, anche Murillo volevano 15-20 milioni. Questo qui, se lo vuoi, l'hai già preso, perché c'è potenziale, c'è una grande possibilità, però non è ancora esploso il potenziale crack. Ovviamente c'è tempo, quindi a 5 milioni te lo prendi e potrebbe essere una scommessa che puoi vincere. Altra curiosità che insomma ci viene dagli amici abbonati che sono sempre sul pezzo: tra le migliori caratteristiche il passaggio, l'agilità, i tackles, insomma i contrasti, l'accelerazione, il work rate, insomma, che non si stanca mai e continuerà sempre a dare il massimo, natural fitness, quindi fisicamente sta a posto, e l'abilità aerea, insomma nei duelli aerei. Le sue debolezze è il piede debole, cioè col destro non si trova tantissimo, secondo questa schermata. 21 anni, l'abbiamo visto, oramai ne ha fatti 22, va benissimo, anche come peso ci siamo. E poi dice come giocatori simili a lui c'è proprio Kevin Danso, c'è Teate, che ce lo ricordiamo, un vistoso
difensore che abbiamo visto nel Bologna, e questo Dardai che non conosco. Quindi insomma ci siamo come profilo, è un profilo interessante, non è un giocatore già pronto, che tu dici prendo uno che ha giocato in Europa così. Mi si potrà dire ovviamente, ma perché Kim aveva giocato solo nel Fenerbahce? Non paragoniamo il campionato turco con quello brasiliano. Se voi vi andate a vedere il ritmo dei campionati brasiliani, vi renderete conto che i difensori hanno tutto il tempo di impostare, poi gli attaccanti sono forti, ti tengono in tensione perché ti fanno il dribbling eccetera eccetera, ma proprio perché c'è meno tattica e c'è più dribbling individuale, i difensori non sono poi così stimolati in continuazione, non hanno grandissime pressioni, diciamolo chiaramente. Altra schermata interessante, vediamo Brasil Scout, 26 presenze, 3 gol, un assist, percentuale di passaggi riusciti il 90%, questa era la cosa di cui vi parlavo in questi giorni, 4 cartellini gialli, 1.1 di contrasti per partita, il valore di mercato qua lo porta a 4 milioni. Insomma ragazzi, questo mi sembra un profilo che secondo me, se il Napoli è convinto, affonda. Insomma ragazzi, questo è, chissà se sarà lui, siamo in attesa, però unendo i puntini mi sembra una cosa possibile. È un rischio che ti prendi, perché quando ti pigli un brasiliano giovane può essere un crack, può essere il nuovo Thiago Silva, tu che ne sai, ma può essere anche uno dei tanti che invece non ha funzionato, e ce ne ricordiamo tanti. Però già bene che insomma un brasiliano può andare sotto l'ala protettiva di Juan Jesus, che gli insegna un po' di cose, che gli fa capire in che ambiente ci siamo. È una cosa abbastanza logica. La verità è che io non ce la faccio più e dobbiamo avere qualcosa di ufficiale da dare a Garcia per farlo lavorare in pace. Al momento questo ragazzo, secondo me, se arriva, se la gioca con Juan Jesus, può crescere sotto di lui e si possono alternare Juan Jesus e Ostigard lì. Se ci sono attaccanti forti di testa, magari dai priorità a Ostigard, dove lì il suo fondamentale è fortissimo. Invece dove se devi attaccare un po' di più tu, devi avere più impostazione, Juan Jesus è un po' più pulito, un po' più preciso con il mancino rispetto a Ostigard, che ancora deve crescere, come doveva crescere all'epoca Rachmani, e poi lo ha fatto. Quindi con calma vediamo. Non è secondo me un prospetto che viene per fare il titolarissimo, ma viene per giocarsela, e al momento quello che è titolarissimo è da considerarsi Rachmani. Fatemi sapere cosa ne pensate. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, voi lasciate i like, quelli là finali, e state tuned perché a breve devo organizzare una live che non ce la faccio più. Ho fatto la nuova sigla, non vedo l'ora di farvela vedere. Dai, i like, dai, i we like. Shine